Buonasera di nuovo a tutti, anche quelli che ci seguono in diretta streaming e che ci seguiranno le prossime volte. Questa sera abbiamo la fortuna di avere un grande ospite, una vera stella della sanità friulana. Ha fatto in 40 anni veramente, è stato un esempio conosciuto in tutta Italia, in tutta Europa, per la qualità di quanto veniva fatto al Cro di Aviano. Naturalmente anche un esempio, e per quello anche una stella, di comunicazione scientifica, perché lui è sempre stato a promuovere l'attività del centro per far conoscere, e conoscendo i problemi si risolvono meglio. Il curriculum ristretto è da far paura, attualmente direttore scientifico della clinica Tirelli a Pordenone, è professore associato a contratto all'Università di Pavia, specialista in oncologia, ematologia, malattie infettive, past primario oncologo, è più bello FR, sì. Past non suona, non va bene, del CRO, e tra top italiani nelle scienze della rivista PLOS Biology, e secondo Scopus, la più grande banca dati del mondo per la valutazione scientifica, il primo ricercatore clinico in oncologia nel nord-est, con 667 pubblicazioni, di cui 71 con l'index al 1 maggio del 24. 46 pubblicazioni dal 18 a oggi su Covid, batteri multiresistenti, intelligenza artificiale, ozonoterapia, inquinamento indoor, fumo, è anche giornalista, pubblicista, scritto all'Albo degli Ordini, all'Albo dei giornalisti, grande ufficiale con placca, non so se oggi ha portato la placca. non so. No, ce l'ha la placca. Non so. Ancora Però, così vedevamo com'era la placca. come prima. Ha un sacco di premiazioni in ordine cronologico, il premio Festival Televisione Italiana per la comunicazione medico-scientifica, da come avevo detto prima, il vincitore del premio per Camillo Beccaria nel 2009 per l'associazione Serra di Modena, ricerca sul cancro. Poi è conferito il premio Comitato Friuli Tomorrow in data 27-14 a Povoletto, conferito il premio Stralignano International, a Udine è stato il premio dell'Associazione dei Donatori d'Organi Clessida d'Oro. Il 17 l'assessore gli ha consegnato una targa per l'alto contributo nella ricerca oncologica e nella cura dei pazienti. È vincitore del premio Natale Friulano nel 2019, vincitore del premio internazionale Duchessa Lucrezia Borgia, riconoscimento della cultura e alla scienza città di Bisceglie e città di Ferrara. Le aree di ricerca sono le problematiche dei tumori dell'anziano, studio dei tumori non solo, HIV, AIDS e GIGAT, studio della sindrome della fatica cronica e della cancer related fatigue, studio della terapia alternativa ma priva di riscontri del metodo di Bella, studio dei rapporti fra ambiente e tumori, questo sarà molto interessante fargli qualche domanda, è tra i fondatori e vicepresidente dell'Associazione Scientifica Galileo Galilei dal 2001. Studio dei lungoviventi oncologici, promotore di Angolo, Associazione Nazionale dei Guariti e Lungoviventi Oncologici, nel 1994 e presidente dell'AIMAC. Studio del costo dei farmaci e la loro periodica mancanza, studio dei tumori dei pazienti trapiantati di organo solido, un gruppo Giotto. Attualmente nella clinica Tirelli continua a studiare perché non smette mai di studiare, sto qua, non so, prima o poi si dovrà smettere. No? Comunque studio dell'ossigeno, la terapia del studio del fumo riscaldato verso quello combusto, studio del Covid-19 e del long Covid, medicina funzionale anti-invecchiamento, studio dell'intelligenza artificiale in sanità, studio della fotocatalisi e delle sue pellicole adesive, studio della medicina oncologica di precisione e co-direttore scientifico di OncoPrecision IT. Naturalmente tutti qua, stasera siamo tutti qua per sapere perché uno che studiava da prete ed era un buon calciatore è finito a curare i tumori. E questo ce lo racconterà adesso Umberto. Prima di tutto voglio ringraziare il dottor Giorgio Beltrame e i Lions che mi hanno invitato, è un piacere essere qui con voi. Ho cominciato praticamente perché volevo studiare e mio padre purtroppo non aveva i soldi per farmelo fare.
al mio tempo. Eravamo in campagna, nella campagna reggiana, con tanto freddo e era molto difficile però avevo una fortuna che avevo 2 zii preti e allora il seminario era una maniera di fare almeno fare il ginnasio, cominciare il liceo, vedere un po' se per caso uno poteva diventare anche prete, no? Avevo già due zii preti, quindi questo pensavano i miei genitori. E invece poi dopo ovviamente sono venuto fuori però durante il seminario avevo capito che ero forte a giocare a pallone, non ero veramente molto forte, ero il migliore di tutto il seminario di Reggio Emilia, che era veramente molto frequentato a quel tempo, ed io ero un giovincello, però ero il migliore di tutti, praticamente. Questo, quando poi sono uscito, sono andato al liceo classico a Correggio Emilia, il paese di Ligabue, perché peraltro era anche mio compagno di calcio nella Correggese, che ho giocato anche lì. Appunto mi sono accorto che quando sono uscito appunto, di seminario ho cominciato, avrei potuto andare avanti, volevo andare avanti a studiare, ma chiaramente i miei avevano grosse difficoltà. Però giocavo bene al calcio e quindi con quello, con le partite di calcio, che poi vedremo forse ecco questa qua, già una formazione, ho giocato nel Guastalla, nel Modena, e poi anche nella Correggese, ma però questi soldi che io guadagnavo, allora c'erano anche i tornei notturni di estate, i tornei della montagna, nella nostra campagna reggiana, mi davano la possibilità di poter iscrivermi all'università, cosa che non avrei potuto fare perché mio padre mi diceva sempre che avevo le spalle rubate all'agricoltura perché ero un contadino e voleva che io continuassi appunto la sua tradizione della campagna, però io non mi sentivo così, avevo altri intendimenti. E poi quindi con l'università sono riuscito a farla in 6 anni e mi sono laureato a Modena, tra l'altro il mio professore di farmacologia era il professor Di Bella, che poi dopo ho incontrato dopo per qualche motivo, che poi vi dirò eventualmente, e quindi a questo punto noi, la mia classe, dovevamo fare il militare, non si ricorda mai, che noi dovevamo fare il militare e quindi avevamo questo obbligo e ho fatto la scuola di della Costa San Giorgio a Firenze, forse qualcuno l'avrà fatta, della scuola allievi ufficiali medici e lì poi mi hanno destinato, sapevo già che venivo qua perché non c'erano alternative, o eri un super raccomandato o se no venivi in Friuli Venezia Giulia perché gli unici posti dove si poteva andare a militare era qui da queste parti, non sicuramente in Emilia. E quindi sono venuto qua, sono venuto qui e mi sono trovato veramente molto bene subito, mi sono trovato a mio agio nell'ambito diciamo, del militare, ma subito mi sono messo, come ero ufficiale, chiaramente l'ufficiale medico stava fuori, viveva fuori, quindi aveva la possibilità di entrare in ospedale e io appunto a lavorare almeno come volontario in ospedale, quindi questo che ho fatto. E quando stavo finendo il militare, che avevo già un posto a casa pronto per me come medico di base a San Martino in Rio, che è il mio paese di Reggio Emilia, provincia di Reggio Emilia, e ho incontrato Eligio Grigoletto, che era un medico che veniva da Padova, che era primario di oncologia a Pordenone. Per me fu una folgorazione perché veramente mi colpì molto, mi diede questa idea di questa sfida che a quel tempo era l'oncologia, cioè i tumori che erano considerati malattie incurabili, ancora adesso si dice aveva un male incurabile, cosa che non sarebbe da più da dire, ma i giornalisti che fanno tanto i professori alle volte continuano a dire sempre male incurabile, intendendo dire un tumore, quando evidentemente non è ovviamente così, perché come nel 50% dei casi i tumori si guariscono almeno, poi in certi tumori molto di più.
Comunque ecco, lui mi ispirò e rimasi qui quando potevo anche tornare a casa, ma insomma mi piaceva questa sfida e andai a Stanford, a Palo Alto in California, per un anno circa, tra una volta e l'altra, perché mi mandò lui e mi ricordo che ho dovuto imparare l'inglese, io non avevo fatto il liceo, avevo fatto il francese, non l'inglese, per cui facevo il francese a quel tempo. E quindi alla base americana di Aviano, Aviano ancora non c'ero andato ad Aviano, ero ancora a Pordenone, ma insomma stavamo però trasferendoci ad Aviano e con una infermiera americana in 6 mesi sono imparato quella base di inglese che mi serviva per andare in California, a Stanford, a fare un oncologo e questo è stato veramente, mi ha cambiato radicalmente la mia idea della medicina. Ho capito soprattutto una cosa, che non sei solo un oncologo, sei un medico, sei un ricercatore, devi stare attaccato a quello che succede, per esempio l'AIDS, per esempio il Covid, per esempio, cioè non è che non ti interessa perché tu sei un oncologo, ti devi sempre, questa è stata un po' la mia passione, diciamo, di interessarmi a tutto quello che succedeva. Ci sono tanti, adesso il dottor Beltrame ne ha elencati molti, ma per esempio i tumori dell'anziano furono il primo problema che mi colpì e fummo i primi in Europa, nel mondo probabilmente, a fare degli studi per studiare proprio i tumori dell'anziano, quelli che avevano più di 70 anni, perché capivamo già, parliamo degli anni 80 allora, e capivamo già che questo era il futuro, infatti oggi ovviamente abbiamo molti anziani, molti più che non i giovani, e che appunto sono colpiti da una malattia che deve essere curata in una maniera particolare, non come si curava allora, di cui non c'era nessuna esperienza. E quindi ad Aviano siamo stati i primi a studiare questo problema, poi è arrivato l'AIDS e con l'AIDS ovviamente anche lì ci siamo subito buttati su questo argomento che era molto importante perché era la prima esperienza dove c'erano dei pazienti immunodeficienti come dei topi di laboratorio in qualche maniera, che in laboratorio si prendono dei topi, si rendono immunodeficienti, poi dopo si vedono i tumori come crescono. C'era un esempio umano purtroppo che era l'AIDS dovuto a questo virus HIV che colpiva reattivamente delle cellule del sistema immunitario, le distruggeva e quindi rendeva il paziente a rischio di malattie infettive e tumorali. I tumori sono state le prime maniere di vedere come si sviluppava l'AIDS, il Kaposi in particolare, ma anche i linfomi, e quindi noi ci siamo messi a studiare questo aspetto, però come sempre, ho sempre fatto io, insomma, nella mia carriera diciamo, professionale, non mi sono interessato solo ai tumori, perché dico in HIV, ma anche in tutto il resto, per cui noi ci siamo buttati a fare tutto, addirittura le prostitute e i prostituti con l'HIV, c'è una cosa che diceva, ma tu cosa c'entri? Una volta mi ricordo che Bruno Vespa mi chiese in una trasmissione in cui parlavamo di AIDS, ma perché lei si è messo a studiare le prostitute? Dice, cosa c'entra? Dico, una scusa che le prostitute avevano dei rischi dei tumori del collo dell'utero, perché erano prostitute per cui avevano più rapporti sessuali, ho tirato fuori la scusa per cercare, ma tutto questo era perché c'era un interesse e questo dovrebbe essere alla base della ricerca, di avere un interesse aperto, non solo. Invece purtroppo oggi cosa succede? In oncologia i nostri giovani vengono avviati già subito, appena laureati, vogliono fare l'oncologo, a fare l'oncologo della mammella, l'oncologo del polmone, l'oncologo gastroenterico, l'oncologo del resto non si vogliono neanche interessare. Non parliamo poi, se vuoi parlare del Covid, no? Tutto qua non c'entra niente con noi, lo devono fare altri. Invece bisognerebbe che tutti i ricercatori almeno avessero una mente aperta a tutto quello che interessa, diciamo, oggi per esempio abbiamo tutta una serie di problematiche di cui parleremo,
che sono interessanti, che noi stiamo studiando anche nella mia clinica, per esempio questo discorso della fotocatalisi, cioè uno dei problemi, l'inquinamento, a questo punto per agganciarmi un po' a quello che si diceva prima, l'inquinamento non è tanto, il problema che abbiamo noi dell'inquinamento non è quello che c'è fuori, perché noi non viviamo fuori, viviamo dentro, l'inquinamento indoor è il problema nostro, no? Perché da fuori viene dentro ovviamente, ma dentro siamo a contatto con le sostanze sia PM10, PM5, cioè tutte le particelle di inquinamento che vengono dentro nel nostro ufficio, nella nostra casa, dormiamo, no, praticamente noi l'80-90% del nostro tempo lo passiamo dentro alle strutture, non fuori, per cui ci vuole qualcosa. Noi con WeWell, lo devo avere qua, ecco, WeWell è un'azienda di Pordenone, della provincia di Pordenone, che aveva escogitato appunto col titanio, una sostanza, un fotoconduttore che riesce attraverso un processo fisico-chimico che viene attivato dalla luce, no? È una struttura che si mette, un pannello che si mette sulla parete, sviluppa un processo chimico-fisico che distrugge le sostanze chimiche e fisiche e batteriche che ci sono dentro. Noi di questo abbiamo ovviamente bella teoria questa qua, ma in pratica ecco, abbiamo fatto i lavori, abbiamo pubblicati su Nature, questo qualche anno fa, anche su altre riviste, dove abbiamo visto che effettivamente questo funzionava, anche in Giappone stanno facendo questa cosa. Per esempio questo è un qualcosa che può essere molto utile per combattere l'inquinamento indoor, distruggendolo. Ovviamente l'ideale è quello di fare in modo che dalle macchine o dal riscaldamento ci sia meno, tutto questo è oggetto di discussione come ben sappiamo. Io penso che sia ben difficile arrivare ad altre soluzioni, tutte quelle soluzioni che vengono oggi prospettate non sono molto fattibili, e invece ricordiamoci una cosa, che oggi vive più di quando non c'era l'inquinamento. Voi adesso pensate che negli anni 30 e 40 non c'era l'inquinamento, perché non c'erano le macchine, semplicemente le macchine sono quello che danno più inquinamento, e neanche purtroppo ci si riscaldava, e anche si moriva molto di più, i bambini e gli anziani morivano molto di più perché il freddo portava le infezioni. Però oggi invece con l'inquinamento che abbiamo ovviamente viviamo molto di più. Oggi ci sono in Italia 1 milione e oltre di ultranovantenni, ci sono 25.000 ultracentenari. Adesso dire ultracentenario non è tanto interessante quanto dire ultra 110 o ultra 120 meglio. E quello è interessante, perché oltre 100, vabbè, ci sono tanti. Ce n'era uno anche alla televisione l'altra sera che sentivo che parlava su argomenti, uno di 103 anni, che parlava tranquillamente, un ex carabiniere, che parlava alla televisione, aveva 103 anni, raccontava di quello che pensava lui di quello che succedeva nelle strade oggi in Italia, no? Non bene, ma però per dire, un 103enne che parlava, che diceva queste robe qui, uno dice ma come, a 103 anni questo qui che dice queste cose? Sì, adesso per dire, ecco, tutto questo nell'ambito del discorso dell'inquinamento che è così importante. E chiaramente nell'ambito della mia ricerca poi mi sono accorto che i numeri sono freddi, si dice il 50%, il 70%, oggi ci sono oggi ci sono 1100 nuovi casi di tumore oggi, se ne guariscono il 50%, tutte queste belle cose, sono numeri che però non tengono conto delle persone, dei pazienti. E allora ho pensato negli anni 90 di istituire proprio un gruppo, un'associazione di pazienti guariti o lungoviventi, si chiama Angolo, che è attiva ad Aviano da molto tempo, che è un'associazione di guariti o lungoviventi, perché guariti o lungoviventi perché dire alle volte non sei così sicuro che sei guarito, però sei lungovivente, che non è male, cioè vivere 15 anni e poi dopo casomai
morirai dopo 5 anni, però insomma, tanto hai vissuto 20 anni, insomma, non è... Per cui alle volte in certi tumori, perché quando parliamo di tumori, ecco una cosa molto importante, abbiamo centinaia di tipi di tumori diversi e soprattutto abbiamo tumori che si presentano o localizzati o metastatici, e quindi è una cosa completamente diversa. È difficile dire si guarisce dei tumori o il 90% guarisce o il 50%, dipende intanto uno di questi centinaia di tumori di cui parliamo e soprattutto se sono localizzati o no. Come si fa a avere dei tumori localizzati? Facendo delle diagnosi precoci, cioè se tutti coloro che hanno una familiarità, per esempio, di tumori della mammella, tumori dell'ovaio, questi sono tumori soprattutto delle donne e queste lo fanno molto, oppure tumori della prostata e del colon, e qui è un po' meno lo fanno perché sono più spesso gli uomini che hanno una familiarità e che in qualche maniera dovrebbero fare delle indagini già molto prima rispetto a quando purtroppo gli capita un tumore di questo tipo, no? Che ormai è tardi, perché appunto se uno facesse prima indagini che sono il sangue occulto nelle feci, l'esame della prostata, la mammografia, l'ecografia per i tumori dell'ovaio, il pap test per i tumori del collo dell'utero. Tutto questo ovviamente porta, se uno gli viene un tumore, lo vede in una fase iniziale, e quindi in una fase iniziale vuol dire guarire molto più spesso che non invece che uno non facendo queste indagini si accorge di questo tumore quando è avanzato, quando è metastatico casomai. Tra l'altro c'è un altro problema che è emerso recentemente, che i gruppi di registri tumori americani hanno evidenziato che nei giovani sotto i 50 anni c'è un incremento dei tumori, non si sa bene perché, si sospetta, questo prima del Covid, non c'entra il Covid. E si dice che uno dei problemi, una delle cause principali è l'alimentazione, cioè i giovani si alimentano molto male, molto peggio di coloro che sono molto più anziani. Questo perché se voi pensate ai ragazzi, ai bambini, cominciano a mangiare male già quando hanno 1 o 2 anni e soprattutto quando ne hanno 5, 10 o 15 o 20 mangiano molto male. Molto peggio rispetto a 20-30 anni prima, quando c'era ancora l'idea della dieta mediterranea, che cosa adesso non c'è, molto meno rispetto al passato, che invece sarebbe una cosa che si dovrebbe fare e rimettere in piedi. Questo perché appunto la dieta, poi sono probabilmente altre cause per questo aumento dei tumori nei giovani. Potrebbero essere l'inquinamento, potrebbe essere l'attività fisica, non c'è. L'attività fisica, l'obesità, ecco l'obesità, ma questa obesità è associata sempre al discorso della dieta, della cattiva dieta che fa aumentare. Insomma, se vedete un po' in America quello che si vede in giro, gli obesi sono quasi la maggioranza rispetto a quelli che sono cosa che questo non succedeva 30-40 anni fa. E anche in Italia, in Europa, si segue la stessa linea, per cui anche questo è un motivo per cui c'è questo problema. Certamente i tumori sono un problema anche dell'anziano, non è che per questo, perché aumentano i giovani e gli anziani non ci sono più, no? È un tumore tipico dell'anziano. Il problema è trattarlo al meglio, perché purtroppo alle volte non abbiamo diciamo, i mezzi per poter fare delle diagnosi precoci in tutti i tumori. Certi tumori vengono fuori. Certamente sappiamo che fumare, l'abuso dell'alcol, l'obesità, l'inquinamento, eccetera, fanno aumentare i tumori del polmone, che sono un problema ovviamente ancora molto importante. Però sono stati fatti passi avanti nella ricerca scientifica, in medicina e in oncologia in particolare, per esempio con l'immunologia, diciamo, ecco, si capisce di più quali sono le alterazioni genetiche che abbiamo nei tumori e li possiamo trattare proprio specificatamente sulla base di queste alterazioni che ci sono nel tumore, quindi facendo dei trattamenti personalizzati. E anch'io sono in questo ambito come oncoprecision.it,
gruppo di ricerca di cui direttore scientifico, e cui andiamo a vedere in tutti i tumori, anche avanzati o già pretrattati, andiamo a vedere sul tessuto che alterazioni ci sono per poter poi fare un trattamento specifico con farmaci che alle volte nessuno penserebbe di fare in quel tumore, ma però facendo queste indagini si possono vedere. Ecco, però io, come dicevo prima, non mi sono solo interessato, una volta che tornavo dagli Stati Uniti al congresso dell'AIDS, mi sono imbattuto in Newsweek, che è una rivista che aveva in prima pagina questa cosa, Chronic Fatigue Syndrome, sindrome da fatica cronica, una nuova malattia che colpisce milioni di americani e la causa non è nota. Questo era il titolo. Io mi ricordo che... C'è sia a nord che a sud. Come? Sì, No, questi parlavano gli americani, era una cosa americana questa, una cosa di Newsweek americana. Ma gli americani rispetto a noi cosa hanno di più gli americani? No, parlava di una malattia di cui io non avevo mai sentito parlare, mai. E quindi ogni tanto mi ho detto, guarda che ignorante che sono un oncologo, faccio l'AIDS, credo di essere chissà che, però non so di questa cosa che Newsweek, una rivista molto importante, mette in prima pagina, e di cui dentro c'erano 30 pagine di ricercatori che parlavano, pazienti, parlavano di questa chronic fatigue syndrome, roba che i CDC di Atlanta, i centri per le malattie di Atlanta, stavano indagando. Io tornai a casa, siccome scrivevo su una rivista che si chiamava Salve, avevo dei pezzi, perché facevo anche giornalista tra le varie cose, scrivevo ai congressi, scrivevo le cose, ho lavorato per il Gazzettino, per il giornale, scrivevo dei pezzi dai congressi, perché io quando andavo ai congressi in America, sia sul cancro che l'AIDS, eccetera, anche Covid poi, avevo due badge, uno come oncologo, come medico, e l'altro come giornalista. E io entravo dentro dove c'erano i giornalisti e ascoltavo quello che loro si dicevano con i ricercatori che c'erano nel congresso, per cui dicevano delle cose molto, molto più interessanti che non al convegno dei medici, no? Per cui avevo l'invidia di tutti i miei colleghi, dicevano, ma qui che tu puoi andare lì, perché io sono anche, dimmi se posso andare, e sono anche giornalista, per cui posso andare. Allora, questa stanchezza cronica, scrissi questo pezzo, arrivarono alla rivista Salve, arrivarono migliaia di gente che diceva che probabilmente erano stanchi anche loro, pensavano di avere questa malattia. Effettivamente poi a un certo punto ho dovuto vedere questi pazienti, perché non c'era nessuno in Italia che aveva esperienza o interesse per questa cosa, e io ero l'unico che avevo visto questo. Insomma, fatto sta che mi sono messo a vedere anche questi pazienti e ho scritto dei lavori scientifici, sono stato poi chiamato ai CDC di Atlanta per fare una classificazione di caso, in cui appunto sono coautore di questo lavoro già del 94 mi pare, su Annals of Internal Medicine, una rivista molto importante, che c'è la classificazione di caso di chronic fatigue syndrome, Fukuda et al. Per cui anche lì mi sono messo a studiare. Allora, questa roba qua è successo che a un certo punto mi telefono un giorno, mentre sto facendo a Denone, mi telefona uno che mi dice: sono il segretario del presidente Cossiga, presidente emerito Cossiga, devo dire, io sono Polisegna, no. Invece era proprio lui, Cossiga, mi ha fatto una testa così che lui aveva la stanchezza cronica, e erano andati in America, e in America gli avevano detto di venire da me, allora, e quindi anche Cossiga, che poi è venuto da Viano a ricoverarsi per fare un'indagine sulla sua, aveva una chronic fatigue syndrome effettivamente lui, che era dovuta a un tumore. Lui aveva avuto un tumore del colon, è stato operato, non aveva nessun residuo della malattia, era guarito del tumore, ma gli era rimasta questa grande stanchezza. Lui chiaramente era un depresso, lui sapeva benissimo la differenza fra depressione e chronic fatigue syndrome. Una volta proprio da
da Vespa, andammo a parlare di questa cosa e lui raccontò di questa sua patologia. Purtroppo a quel tempo non avevo ancora conosciuto la ossigeno-ozonoterapia, che è un trattamento che adesso usiamo nella nostra clinica anche per la stanchezza cronica, oltre che per la fibromialgia e per il long covid. Ecco, il long covid per esempio, e qui c'è una foto con Anthony Fauci all'inizio, tra le prime, se vai avanti lo trovo, vai pure avanti, Anthony Fauci, che è stato, eccolo qua, che è stato il capo del Covid negli Stati Uniti fino a qualche anno fa. Qui eravamo in Friuli, perché Dani Bolognesi là dietro era un friulano, che è anche lui un ricercatore americano, ma Anthony Fauci venne ad Aviano a parlare appunto a quel tempo di AIDS, e lui fu il primo a dire: guardate che dopo il Covid, uno guarisce del Covid, ma c'ha una stanchezza che, diceva lui, ricorda molto la sindrome da fatica cronica, che è il long Covid, che abbiamo visto, ancora oggi ne vedo un quantitativo notevole, di gente che da 5-6 anni è guarito del Covid e in tutto questo tempo è stato male vuol dire stanchezza, disturbi della concentrazione, della memoria, dolori muscolari e articolari, una cosa molto simile alla sindrome da fatica cronica, diceva lui, che lui conosceva la chronic fatigue syndrome, si conosceva molto bene. E quindi ecco, anche questo aspetto, diciamo, di un'altra cosa, che poi c'entrava con i tumori, poi, perché la stanchezza cronica è un problema anche dei tumori, sia che hanno dei tumori in atto, sia che sono guariti e rimangono con una stanchezza molto, molto importante che diciamo, gli rende la vita non molto facile. Per cui mi sono sempre, chiaramente tutta questa roba che facevo, a parte l'associazione dei pazienti che sono appunto che si sono attivati, hanno fatto questo angolo, poi anche con il ministro De Lorenzo, che è un paziente oncologico che ben sappiamo, che poi lui ha pagato stando in carcere, ma dopodiché ha avuto un tumore e lui si è messo, e ancora oggi lavora proprio per i pazienti oncologici nell'ambito di associazioni di cui anch'io sono stato dentro, coinvolto. Tra l'altro sono stato io che gli avevo dato questa idea di fare questa associazione, lui molto bravo, è andato avanti e ancora adesso lavora molto bene. Purtroppo ha avuto questi problemi, ma uno, se ha un problema e le paga il pegno, poi è giusto che possa essere considerato per quello che fa dopo, in ambito diverso. Lui ha avuto un tumore molto, molto severo del colon, è guarito e si è messo a fare, ecco, per esempio il discorso anche dei telefonini, no? Tutta questa battaglia dei telefonini. Ora ci sono la Danimarca, una cosa molto semplice, basta prendere la Danimarca, in cui tutti coloro che hanno un telefonino sono registrati, come penso che sia anche in Italia, non lo so, penso di sì. Questi cosa hanno fatto? Hanno associato questi nomi ai registri tumori della Danimarca e hanno visto subito se coloro che avevano un tumore del cervello, per esempio, o del collo, usavano più il telefonino. No. Chiaramente i tumori del cervello in Danimarca, ma anche nel mondo, sono sostanzialmente in calo. Non sono, oggi ovviamente i telefonini sono un po' usati, no? Sono molto usati, per cui se dessero dei tumori al cervello avremmo un aumento dei tumori del cervello, e questo non si è verificato, non c'è. Per cui un altro problema è, se uno non riesce a smettere di fumare, cosa fare? Dargli una rivoltellata sulla testa, no? Dire, scusi, lei, dopodiché viene un tumore, dice, ah bravo, gli dici, quando gli viene un tumore, gli dici te la sei voluta, lo offendi, gli dici di tutto, no? No. Con povero Umberto Veronesi discutavamo proprio di questo argomento. Dice, tu quanti ne hai visti di quelli che gli hai detto 10 anni fa di smettere di fumare e loro non sono riusciti a smettere?
questo è il punto. Hanno provato, ma non sono riusciti a smettere e poi gli è venuto un tumore. E dopo tu cosa gli hai dovuto dire? Hai dovuto dire, è peccato che non sei riuscito a smettere, ma lui ti diceva, il fumatore che aveva sviluppato un tumore, sì, ma io ho provato, ma non riuscivo. Perché? Perché i tumori dal fumo non dipendono dalla nicotina, non c'entra la nicotina, c'entra il bruciare la nicotina. Se tu bruci la nicotina o bruci l'hashish o bruci qualsiasi cosa, bruciando vengono fuori delle sostanze cancerogene che tu inali e sono quelle che ti danno i tumori. Non è la nicotina è solo la droga che tu devi usare. Allora, se invece allora, se tu gli dai la nicotina a uno, ma non lo fai bruciare la nicotina, per esempio la riscaldi come le sigarette elettroniche, vai, cosa ho detto? Sigarette elettroniche? No, lei è un oncologo, ma come? Ma lei cosa dice? Lei sta dicendo delle cose oscene, che le sigarette elettroniche, no? Ma benedetta gente, ma volete, se c'è uno che sempre, perché non è che nessuno fa niente per niente, ma fa una sigaretta che dà sempre la nicotina, che sarebbe meglio ovviamente sempre non fumare, non cominciare, non fare niente, però come diceva anche il povero Umberto Veronesi, quando però la gente non è riuscita, ti metti, e anche lui diceva le stesse cose che sto dicendo adesso a voi. Cioè che se uno non ce la fa, ora è meglio di non fumare, tutti questi ragazzi che fumano anche sigarette elettroniche, non va bene perché sì, è sempre qualcosa che è dannoso, però per coloro che non riescono a smettere di fumare, che hanno 30, 40, 50 anni, che vorrebbero anche smettere di fumare ma non ce la fanno, le sigarette elettroniche per loro sono molto utili. Perché? Perché diminuiscono radicalmente, grossolanamente, le sostanze cancerogene che inalano fumando, bruciando le sigarette normali, che molti... Quindi anche questo è un argomento di ricerca, cui continuamente stiamo lavorando su questi aspetti, dicendo che non bisogna fumare, ma però se uno non ce la fa a smettere di fumare, non lo dobbiamo aspettare che gli venga un cancro, no? E dicendo dello stupido, del coglione, perché gli è venuto un cancro. Cioè, voglio dire, non è che questo è il nostro mestiere, dobbiamo fare così, essere moralisti, diciamo, ma cercare di dare dei mezzi, se uno non ce la fa a smettere, di passare a qualcosa meno dannoso, come facciamo con le macchine, per esempio. Mica diciamo alla gente sabato sera di non uscire, quando sappiamo che i incidenti mortali a sabato sera sono tanti. Pensate che ogni giorno, ogni anno in Italia muoiono 3.000 persone di incidenti stradali e a sabato e la domenica, venerdì sera, il sabato sera, tanti muoiono. Ma non gli diciamo di non andare fuori, gli diciamo di usare la cintura, di non bere, di andare in macchina a velocità accettabile. Questo gli diciamo, non gli diciamo di non usare la macchina. Non so se mi spiego, la stessa discorso del fumo. Quindi appunto ci sono tanti argomenti che appunto ho porto avanti nell'ambito sia dell'oncologia che del Covid, che dell'HIV, che per esempio un aspetto che abbiamo cominciato con Giotto, studio Giotto, gruppo italiano oncologico tumori trapiantati d'organo, è che nessuno degli oncologi è interessato a studiare e a trattare i pazienti trapiantati di rene o di cuore o di fegato, che sono tanti, sempre di più in Italia, e che sviluppano tumori perché sono immunodepressi. Anche questo è il discorso dell'immunodepressione, come nell'HIV. L'HIV c'è un virus, qui c'è dei farmaci antirigetto che questi pazienti che sono stati trapiantati usano e che poi questi li portano poi cosa mai a avere dei tumori. Ecco, Giotto è un qualcosa che ho istituito io ad Aviano, e appunto studio dei tumori nei pazienti trapiantati d'organo solido.
gli organi tipo quelli che avevo detto prima, che sono sempre di più rispetto al passato e che hanno spesso dei problemi di tumori e che nessuno vuole interessarsi, gli oncologi non ne frega niente, ma però sono argomenti che sono importanti da studiare anche per evitare casomai che avvengano questi tumori. Insomma, mi sono molto interessato tempo fa ai farmaci e loro periodica mancanza, lo shortage. Voi sapete che ogni tanto vengono a mancare dei farmaci che costano poco, non li fanno più e passano ad altri. Ecco, anche i farmaci oncologici succedeva così e succede così. E io su Lancet scrissi un lavoro proprio perché avevamo dei pazienti che stavano facendo un trapianto di midollo, con linfomi, che facevano il trapianto di midollo, improvvisamente era venuto a mancare uno dei farmaci che usavamo, e allora ci hanno detto così, ma usate un altro, sì, ma un altro, ma scusa, se questo era quello che si doveva impiegare, evidentemente se ne mette un altro, non so se funziona come funzionava quello prima. E siamo rimasti senza il farmaco perché improvvisamente l'industria che lo produceva, siccome non vendeva tanto questo farmaco, non l'ha più prodotto. Tra l'altro oggi il problema è il costo enorme dei farmaci, enorme. Il problema è che nessuno gli interessa questa roba qui, non so perché. Cioè, questa immunoterapia di cui ho parlato prima può costare 50-100 mila euro a paziente per mese, non lo paga lui fortunatamente in Italia, lo paga lo Stato, però è tutto il budget che in America Biden ha cercato di parlare con l'industria farmaceutica, perché in America invece cosa succede? Che le assicurazioni, quando sanno che hai un tumore, soprattutto se sanno che hai un tumore che dovrai fare un trattamento così costoso, non ti vogliono più, per cui tu te le devi pagare tu. Allora, uno dei problemi che hanno i pazienti oncologici americani è che hanno una tossicità finanziaria dei tumori. La tossicità, non c'è solo la tossicità da chemioterapia, ma la tossicità finanziaria, cioè vanno in rovina. Non so se avete mai sentito questa roba qua, ma questo è quello che succede in America, tanto avanzata sistema americano. Noi almeno questo non ce l'abbiamo perché costano tanto questi farmaci, però per ora li paga ancora lo Stato, ci scopre giustamente, però bisognerebbe intervenire, essere più vocali affinché questi farmaci costassero meno, anche perché se ne usa molto di più, bene, ottimo, però non è che possiamo, siccome si usano di più, costa sempre di più, poi ci sono nuove indicazioni, giustamente, no? Questa è la ricerca, ma purtroppo questo è un altro problema che, ecco, vorrei solo ricordare che nella nostra clinica, appunto a Pordenone, la clinica Tirelli Medical, di cui io sono direttore, fa non solo l'oncologia, soprattutto questa oncoprecision.it, cioè la medicina, l'oncologia di precisione, ma fa ovviamente la stanchezza cronica e la fibromialgia, che sono due patologie alle volte vicine, simili tra di loro, e che richiedono una competenza in particolare. Io modestamente me la sono fatta nel tempo, andando appunto da Newsweek, come vi ho raccontato, poi andando ai CDC di Atlanta, eccetera, eccetera. Poi ho sempre studiato questo aspetto anche con SIGA e quant'altro. E poi abbiamo un altro aspetto importante, che è l'ossigeno-zonoterapia, che è un'arma veramente che io ho conosciuto solo 10 anni fa per caso, perché appunto qualcuno mi ha detto, qualche medico mi ha detto, guarda che funziona molto bene nella stanchezza che tu tratti, funziona molto bene. Allora l'ossigeno ozono è una cosa che ha inventato, pensate, Nikola Tesla nel 1896 ha brevettato la maniera di sviluppare dall'ossigeno l'ozono. L'ossigeno-ozono è una miscela che già nell'Ottocento veniva usata per trattare malattie infettive, tante malattie.
Dopo poi sono arrivati gli antibiotici, è stato ovviamente giustamente abbandonato nell'ambito della terapia delle infezioni, ma però ha un'attività molto, molto valida perché l'ozono è un potente antiossidante sostanzialmente e agisce sulla stanchezza, sui dolori, migliora la qualità della vita e quant'altro. E noi lo usiamo oltre che nella stanchezza cronica. Tutto questo è stato pubblicato sulle riviste mediche. Io ho 675 pubblicazioni peer reviewed, cioè che sono state valutate da esperti che dicono se va bene o se non va bene, e la stanchezza cronica è una delle cose che ho portato, che l'ossigeno-ozonoterapia è quello che abbiamo usato nella stanchezza cronica con ottimi risultati. Delle volte agisce anche proprio nelle malattie neurodegenerative, la sclerosi multipla, il Parkinson, purtroppo nella SLA non tanto, non ha funzionato per ora, ma come anti-aging i problemi cognitivi del cervello degli anziani, l'ozono e l'ossigeno è veramente un qualcosa da provare, da fare, perché funziona molto bene, dei risultati clamorosi in gente che aveva un iniziale Alzheimer e è tornato a ricordare i numeri e quant'altro. Poi ovviamente la fibromialgia, anche dei tumori come supporto durante per esempio certi farmaci ormonali, gli antiaromatasi si chiama Femara, che si usano nei tumori della mammella, che danno tipicamente dei sintomi, degli effetti collaterali importanti come dolori e stanchezza. Ecco, in questi pazienti l'ossigeno-ozonoterapia è veramente un'arma che ha dato ottimi risultati, dati pubblicati anche questi, scientifici, non è che dirlo così, lo dico io, però l'ho sottoposto alla... E poi l'ossigeno-ozonoterapia è miracoloso nelle ulcere degli arti inferiori degli anziani, miracoloso. E se dico miracoloso, lo dico perché c'è della gente con delle ulcere pazzesche, che non dolori e quant'altro, per l'insufficienza venosa degli arti anziani, soprattutto, ce ne sono tantissimi che potrebbero beneficiare di questo trattamento. L'ozono, un sacchetto di ozono, un sacchetto che si mette nella gamba, è un risultato veramente notevole, eccezionale, devo dire. Molti non lo sanno, ma però questa è la verità di quello che succede. Quindi, poi i trattamenti estetici di vario genere, ma questi però sono meno importanti rispetto a quelli che avevo detto prima. L'idrocolon terapia, per esempio, un altro trattamento che noi facciamo, che adesso non so se la Martina Pavanello è qua in giro, ma appunto lei è l'esperta di questa idrocolon terapia anti-aging. Volevo dire idrocolon terapia, cosa vuol dire? Si pulisce l'intestino, insomma, è una maniera per pulire l'intestino e tutto questo è un vantaggio per coloro che hanno problemi intestinali come stipsi, colon irritabile, eccetera, eccetera. Lo facciamo nella nostra clinica, ovviamente questo non ha niente a che fare con i tumori, ovviamente. Poi un'altra cosa che facciamo particolare è la crioterapia, la terapia del freddo, sia sistemica che anche locale per l'obesità. Ecco, qui abbiamo ottimi risultati con questa crioterapia fatta localmente, con dei... quando sentivo queste cose, a me scappava da ridere, onestamente. Dopo poi cazzo ti fare questa qui? E dopo poi bisogna vedere le cose, bisogna studiarle, farle, vederle, e che poi dopo dici, vabbè, è una cosa... Però il freddo qua, messo qua sopra qui, distrugge le cellule adipose e quindi diminuisce il grasso, quindi senza problemi, non è che però è una roba che facciamo nella nostra clinica. Poi abbiamo altre cose che però vi risparmio, ma insomma abbiamo tutta questa attività. Adesso non so se mi devi fare tu delle domande, Giorgio, no. che non ho Vabbè, poco aperto un po'. Domande, penso che ci siano domande dall'uditorio. Io voglio solo chiederti, con tanti anni con pazienti che insomma che sanno che ce l'hanno dura, come è cambiata la tua vita? Allora il segreto è quello di staccare, ovviamente, per gli oncologi e anche per i medici in generale. Devi essere in grado di staccare.
non devi la notte svegliarti a pensare al paziente. Non è una cosa, non è una cosa cattiva questa che sto dicendo per dire sei un menefreghista, no, perché altrimenti non ci vivi, devi continuare a essere, diciamo, attivo, non devi ecco, perché purtroppo quello che succede è che dei pazienti che tu credevi di poter guarire invece sono morti. E questo è sempre una cosa molto sgradevole, molto che non accetti. Però d'altra parte ti rifai con quelli che invece, per esempio, il motivo per cui io sono andato da Maurizio Costanzo e dalla Maria De Filippi, c'era una cosa della Maria De Filippi, è stato perché un ragazzo che era amico di un suo collaboratore della Maria De Filippi era stato dato per spacciato al Gemelli di Roma. Gemelli di Roma aveva una malattia che ritenevano un HIV, aveva un linfoma in HIV, diciamo, ecco. E noi l'abbiamo guarito. Questo è stato veramente una cosa che mi ha molto colpito, perché insomma uno che è stato dato per morto invece è lì dopo 20 anni e continua a farsi, peraltro, no? Continua, gli dai delle botte sulla testa, ma continua a farsi adesso con le nuove. Apro una parentesi, mi viene in mente, uno dei problemi principali che abbiamo oggi è la droga. La droga, ricordiamoci che molte di quelle morti violente, tutta la violenza che c'è in giro, buona parte è dovuta alla droga e non viene mai detto, o perché non lo sanno, ma sappiate che quelli che uccidono, tutte queste robe qua, sono della gente che, casomai via Amazon, si fa mandare dalla Cina, dai laboratori cinesi, anche pubblici, si fa mandare lo Xanax, tanto per dire, Circa. il fentanyl, o robe di questa roba qua. Questi ragazzi, se li fanno avere, in queste scatole nessuno sa cosa c'è dentro, cominciano a prendere una pastiglia, 2, 3, 4, poi muoiono improvvisamente. Ci sono delle associazioni di genitori americani, che ha visto forse qualche settimana fa la Monica Maggioni, ha fatto un programma sul 3, proprio sul fentanyl. Vabbè, il fentanyl lo sappiamo già com'è il problema, anche lì sono questi criminali cinesi che mandano il fentanyl in Messico apposta, perché è un problema di guerra, come si chiama, dei farmaci, cioè attraverso una guerra batteriologica. Una volta c'era la guerra batteriologica, ma adesso fanno questa guerra qui, sanno che noi siamo coglioni, no? E ci mandano la roba via ci mandano la roba, i nostri ragazzi non sanno, non dicono, prendono e muoiono improvvisamente, poi gli dicono che è il Covid, non so cosa, che cazzo, cioè, oppure uccidono i genitori, cioè, capite com'è la faccenda? E non gli fanno niente questi qui, non gli fanno niente, anzi sono bravi, i cinesi sono bravissimi, hanno un'immagine bellissima, no? Non so, secondo voi vi sembra una cosa logica che questi mandino in giro della droga? Il fentanyl poi è sicuro, questo il fentanyl è sicuro, ma quello lì, anche lì dice, questi zombie che girano a Filadelfia o a San Francisco, questi prendono il fentanyl attraverso la Cina, La Cina manda in Messico, e anche in Europa non è che dobbiamo starci così sicuri del fentanyl, perché sia in Scozia che nei paesi baltici il fentanyl sta crescendo. Arriva sempre via Amazon, e qui un altro problema, non solo la droga, ma i social, come si dice i social, attraverso i social, no? Questa roba qui, e uno manda là, attraverso si fa mandare, e tutte queste belle cose qui, no? Poi i negozi chiudono, anche perché appunto vendono le scarpe, i negozi che vendono scarpe chiudono. Non so se si spiega. Comunque, per tornare alla droga è veramente un problema molto serio che noi stiamo sottovalutando. Quali immagini sia il futuro dell'oncologia? Cioè, quale sarebbe il tuo desiderio? Cosa vorresti che
come funzionassi, insomma, a Beh, parte lo screening. Beh, io non direi solo l'oncologia, io sono contro questo discorso di parlare sempre di una patologia, perché dobbiamo vedere le cose in generale, cioè le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, non è che un oncologo se ne deve fregare anche perché i trattamenti che tu fai oncologici possono avere dei riflessi sul cuore, per esempio. Quindi vorrei vedere una cosa più generale. E certamente non è semplice perché i costi sono molto elevati, da una parte, dall'altra c'è una mancanza di personale, sia medico che infermieristico, perché non trovano buoni, i soldi giusti per loro e vanno da altre parti dove gli danno molto di più. L'organizzazione non è il massimo perché il problema della nostra sanità, diciamo degli ospedali, sono i pronto soccorsi, chiaramente lo sanno, ma è il pronto soccorso il problema, dove arrivano un sacco di gente che non ha un problema del pronto soccorso, ha un problema solo di vedere un medico, solo che siccome medici non ce ne sono, né fuori né dentro gli ospedali, allora capite, diventano un po', si incazzano anche come si dice, no? E delle volte combinano i guai che ci sono, che tra l'altro è un altro problema, perché pare che, non so, leggevo oggi anche nella nostra regione, c'era una cifra che mi ha sconvolto su le Sì, aggressioni aggressioni. che ricevono i medici e gli infermieri negli ospedali, anche in Friuli, per cui immaginate cosa può succedere a Napoli che sono un po' caglieti di noi. E quindi anche perché appunto non c'è la possibilità probabilmente di dare delle risposte adeguate, però se ci fossero più medici, adesso c'è un'idea che ci siano più medici a disposizione, io spero che certamente, probabilmente non c'è più il fascino della medicina che avevo io quando mi sono iscritto a medicina, forse anche te, Sì. avevamo Sì, un'altra idea. una delle domande era quelle, perché non è più attrattivo fare il medico. Forse adesso è più, appunto, uno vuol fare il medico, vuole fare il dermatologo, cioè parte già con io faccio il dermatologo, oppure cioè, Oppure l'oculista. o l'oculista, eccolo. Cioè, voglio dire, sai che è importantissimo anche questo, anzi, lui tra l'altro è uno dei migliori chirurghi dell'occhio che c'è in Italia, peraltro, no? Per esempio, però voglio dire, è importante anche questa gente, non è che non sia importante, però manca un po' questa idea di volere cioè volere conquistare il mondo, no? Cioè, manca quel che avevo io effettivamente sono partito così, quando ho incontrato questo medico, Eligio Grigoletto, che peraltro nessuno ricorda il Cereo di Aviano, non c'è niente, il Cereo di Aviano è nato sia per la via di Natale ma anche per Eligio Grigoletto. Eligio Grigoletto è stato quello che ci ha dato a noi l'idea di fare gli oncologi, non c'è una targa, niente. Sì, a parte che siamo pagati poco, come medici si è pagati poco, secondo me non è solo quello, perché non c'è proprio la vocazione e non c'è l'identificazione, perché sei laureato in medicina, di valere. Questo fa parte dell'era postmoderna, dove conta quello che tu racconti e anche la moneta e non quello che sei. Per quello in anni, non so se ti ricordi, anni fa ti svegliavi la mattina, sentivo il telegiornale e ho fatto 10 anni su e giù, è stato 10 anni su e giù Pordenone, e sentivo sempre un ministra più bella che intelligente che parlava sempre male dei medici. Allora, come fai? Tu sei un generale e dici che i tuoi soldati sono scarsi, cioè non esiste. È quello che manca secondo me, perché la parte economica è importante, ma non solo, credo. Dire la verità o edulcorarla? Come? Dire la verità o... No, allora, la verità va sempre detta, però c'è modo e modo di dirla e soprattutto devi conoscere il tuo paziente che hai davanti. È chiaro che se hai una persona che già sa tutto perché è medico oppure perché conosce le cose, un conto, puoi parlare in maniera molto più chiara, ma però è comunque sempre lasciare una possibilità. I giovani adesso, una delle cose che per esempio non capisco è che
molti giovani così freddamente dicono lei ha questo, a quell'altro, ha questa percentuale di sopravvivenza, non ci sono cure, tutte queste belle cose, no? Cioè non è bello, non va bene così onestamente. Era quello che mi chiedevo quando sono andato a Stanford, quando ho parlato all'inizio, che in America, questo era una cosa che dicevano pari pari ai pazienti sempre, però lì c'era un'altra mentalità anche da parte dei pazienti, anche poi c'erano problemi anche, diciamo, Sì, economici. economici, no? Anche di ordine giudiziario, cioè di avvocati, per cui bisognava anche già allora, tanti anni fa, bisognava dire esattamente quello che c'era, perché quell'altro sennò ti citava il giudizio, ti chiedeva i danni di milioni di dollari perché non gli avevi detto esattamente quello che aveva, eccetera, eccetera. Ma da noi non c'è mai stato questo problema di questo genere. Certamente c'è bisogno di essere empatici, cioè bisogna essere, cioè capire, se una signora ha 75 anni non è acculturata, non c'è bisogno di dirgli tante cose, no? Tra l'altro, ecco appunto, per esempio io quando ho cominciato a fare l'oncologo vedevo dei tumori della mammella avanzatissimi, cioè cosa che invece adesso non si vedono più, proprio grazie all'informazione, al fatto di parlare, di dire. Mi ricordo che una volta un signore, una volta mi fermò in una conferenza come questa, mi disse, sa, io mi ricordo una sua conferenza 20 anni fa, in un posto dove lui... lei ci disse a noi di fare il sangue occulto nelle feci, no? Così, questo lo fece il giorno dopo, pochi giorni dopo, trovò un tumore iniziale, era guarito. Questo sembrano cose che alle volte dice, ma mi ricordo una volta Costanzo che stavo parlando di sangue occulto nelle feci e questo mi ha chiuso perché ha detto non mi piaceva, non mi piaceva questo argomento. Ironia della sorte, ironia purtroppo della sorte, Maurizio Costanzo è morto per un problema di questo genere, tra l'altro, un problema di un tumore iniziale del colon che appunto sanguinava e dopo lì ha avuto un'infezione ed è morto di quello, in una clinica privata di Roma, dove non era proprio il caso di andare. Io avevo detto a Maria, vai al policlinico, vai ai Gemelli, no, a fare questa roba qua, non in una clinica privata. Infatti è morto di un'infezione dovuta a questo problema di fare questa biopsia di una lesione del colon. Questo è spiacevole, no? Che succeda, per esempio, no? Però per dire che a quel tempo non era facile dire delle cose. Vi ricordate quando Umberto Veronesi visitava le donne con negli anni 30, che palpava le tette della televisione delle donne, quelle donne diceva bisogna fare così, bisogna fare così. Cioè, però quello è qualcosa che ha indotto le donne ad autopalparsi, a sentirsi, a controllarsi i noduli. Non c'è solo la mammografia, c'è anche palparsi, eventualmente la mammografia ovviamente. Purtroppo a volte si pensa di non essere troppo, ma le cose bisogna anche dirle, ecco, bisogna anche invitare la gente a ricordarsi che si può guarire di un tumore, soprattutto se lo si prende in una fase iniziale. Altre domande alla Marzullo. Cosa rifaresti e non nella tua carriera? Cioè cosa vorresti cambiare? Tutto. Non voglio cambiare niente. Quello che ho fatto, anzi, Bene. Il calcio una delle cose che mi dà più fastidio, che l'ho detto anche in un'intervista, che poi a Laviano ci sono incavolati perché ho detto questa roba. Ho detto che se io volevo continuare a fare ricerca, perché non mi date la possibilità? Li facevate primario emerito come meritavo, perché così era, perché le pubblicazioni scientifiche, tutto quello che ho fatto erano lì, e ad Aviano tutte queste robe qui avevano grandi vantaggi, perché arrivavano tanta gente, perché poi telefonavano, dicevano, non si ricordavano il mio nome, ma dicevano avevano sentito di Aviano, ecco, tanta gente è venuta, anche perché io inizialmente pensavo,
avevo pensato questo, che essendo noi così isolati, se non andavamo sulle televisioni non avremmo mai avuto, per quello che sono certo. andato, Sì, sì. ho fatto, questo ragionamento qui era molto, io avevo un ufficio stampa, già quando non ero ancora primario, avevo già l'ufficio stampa, no? ero già giornalista, scrivevo tutti i convegni dove andavo, scrivevo, telefonavo al Gazzettino di notte perché ormai ero in America e gli dettavo il pezzo sul tumore o sull'AIDS, quello che ero lì al congresso. Ma tutto questo a Viano ne avevo un vantaggio. Ebbene, gli ho detto fatemi primario emerito, no, no, perché i miei colleghi, perché la verità è questa qui, Sì, i miei sì, colleghi invidiosi, sì, non esatto. le parso vero, ma è possibile, ma che paese è questo dove obbligatoriamente ti mandano in pensione a 67-68 anni come sono stato io, o adesso parlo di 70 anni, e chi lo decide? Gente che ha 75-80 anni, ma è una cosa che non ha nessun senso, non è un obbligo, non è un obbligo, è una possibilità. Se uno vuole continuare a lavorare, penso, ho due colleghi medici di base che sono depressi per il fatto che sono andati in pensione obbligatoria. Ma com'è possibile una cosa di questo genere? E mancano i medici, nel contesto di mancanza di medici, è una cosa veramente folle. E niente, perché? Sapete perché? Perché i sindacati dei medici sono fatti dai giovani, soprattutto, e quelli non vogliono spazio. Questa è la verità. E siccome non c'è nessuno che ha le palle sopra, forse, immagino, e allora si sentono queste cose. E quindi io non ho avuto la possibilità di continuare a fare quella ricerca che ho continuato a fare dopo, sul Covid, long Covid, l'antinvecchiamento, la fotocatalisi, perché questo, l'inquinamento indoor, chiaramente è un problema dei tumori, perché i tumori del polmone vengono anche dall'inquinamento indoor, non è che è solo un problema così, sono problemi, tutto questo. Quindi mi sembra che la pensione ti sta stretta, mi sembra. Era Sì, una sì, no, domanda. ma mi dai stretta nel senso, ma io continuo a lavorare, cioè non è che mi dispiace che tutto questo non l'ho potuto fare sotto l'egida del CRO, perché poi il bello è questo, che Bruno Vespa, no? Qualche tempo fa l'ho visto qui a Pordenone, siamo andati a cena insieme con Vittorio Sgarbi anche tra l'altro, e gli ho detto scusa, ma perché? Mi ha detto guarda, tu sei in pensione, sei in una struttura privata e tu non verrai mai a Maurizio, da me, mai. Ho detto, ma perché? Io gli ho detto guarda che io non posso fare il medico se non in una struttura privata, perché nel pubblico non ci posso stare, non è una mia scelta, è un obbligo. Allora, no. Gli ho detto scusa, ma tu che hai 80 anni, perché Vespa ha 80 anni, com'è che fai a lavorare nel pubblico? No, cioè, è pubblico o no il TG1? No. Ha risposto che lui c'ha un contratto, grazie, ho capito che è un contratto, grazie. Sì, sì, immagino, è un contratto. Capito? Per cui il fatto che io non ero più al CRO, non ero primario emerito al CRO, per esempio, mi ha impedito di andare a parlare da Maurizio Costanzo o da cosa. No, a Maurizio Costanzo ci sono potuto andare lo stesso perché non avevano questi obblighi. Beh, Rai 1 e TG1 sì. Avevo quella domanda, ma è Comunque io troppo. continuo a lavorare, non è che potrò continuare a lavorare o no, visto che c'è il nostro Presidente della Repubblica che ha 83 anni, che continua, mi pare, a lavorare, perché credo che lo faccia gratis o senza a 83 anni, no? Se lo può fare lui lo posso fare anch'io o no? Devi fare il Presidente della Repubblica. No, è la politica, bisogna fare come vi dico Carlo Nordio, adesso vi racconto la cosa di Carlo Nordio. Carlo Nordio aveva 80 anni fuori da magistrato. Lui era molto bravo a scrivere, faceva articoli per il Messaggero di Roma, molto belli anche sul Gazzettino, però eccolo qua, sì. Allora cosa ha fatto? È andato in politica, è andato in politica, è stato eletto Fratelli d'Italia è diventato ministro, adesso è ministro che controlla quelli che sono in pensione, non gli dà niente perché
e controlla tutti quegli altri, perché lui è il ministro della giustizia e lui era in pensione, ma vi rendete conto? Scherziamo su questo con lui, lì, per esempio quella cena lì, proprio gli avevo raccontato ancora questa cosa. Io ho dovuto, per tornare a lavorare nel pubblico, perché fare il ministro credo che sia pubblico, ho dovuto andare in politica. Così è. Nel nostro paese succedono queste cose, veramente non ha molto senso, no? Perché l'arteriosclerosi colpisce indifferentemente come dire, i privati, i pubblici e tutto, eccetera, no? O no? Sì, avevo una domanda difficile sul dualismo con l'ospedale di Pordenone, però lasciamo stare perché sennò ci vuole troppo tempo. C'è qualche domanda? Qualcuno che vuole chiedere? Niente. Ecco, Carlo. Io ho 90 anni, Bravo. tanto per cominciare. Bene, bravo. E la mia famiglia ha avuto due esperienze purtroppo di malanni. Mio padre è morto di un tumore al polmone perché il suo lavoro ha usato molta corda di amianto, quindi è stato, diciamo, scoperto il suo malanno e dopo 15 anni è mancato, anche perché è mancato negli anni 64 quando le medicine, le cure ancora non c'erano e noi le conoscenze erano limitate. Mia moglie invece nel 91 è stato diagnosticato un tumore al seno ed è vissuta per 31 anni, perché è morta 2 anni fa, e ha sempre avuto questo malanno che purtroppo non ha potuto guarire perché i malanni che si guariscono di tumore sono rari. No, non sono rari. Sono- No, ma dopo 31 anni è morta del Però- tumore della mammella o di di altre cause? Prego. È morta dopo 31 anni del tumore della mammella o di altri? La mammella, il tumore alla mammella è stato, diciamo, l'inizio dei suoi malanni, poi dopo nel tempo si è trasferita alle ossa e poi al cervello. Quindi dopo 31 anni è morta di un tumore della mammella. È morta da un tumore al cervello e alle ossa, diciamo, perché è stato una... Sì, ma derivava dalla mammella o era un altro tumore? È iniziato dalla mammella, un tumore, a partire dalla mammella è fatto prima un quarto, poi l'intero, ricostruito, la schiena. Sì, certo. È per quello che diciamo guariti o lungoviventi, perché appunto non si può mai sapere. Diciamo che guarire, si può guarire, ma io devo spiegare per tempo, seguire molte le cure, ma ciò nonostante è mancato lo stesso. Ma questo Sì, ma infatti, quando dicevo... Questo che volevo dire è che avendola diagnosticata per tempo e avendo seguito le cure in maniera corretta, è riuscita a vivere 31 anni con questo malato. Sì, appunto. Mentre mio padre purtroppo... Sono due tumori diversi però. Sono due tumori diversi, però voglio dire, è morto 15 anni dopo, ecco, aver scoperto il malanno. Quindi volevo diciamo, confermare quando dice che la scoperta del malanno precoce è molto certo. più facile guarire o perlomeno prolungare la prospettiva di vita. È per quello che non bisogna mai dire all'inizio lei ha un tumore che ha 6 vita, perché la vita migliora, diciamo, sì, aumenta. no, perché ogni caso è un po' un caso a sé, no? Perché ogni caso è un po' un caso a sé, che può andare avanti 30 anni, per esempio. Io ho 90 anni, fortunatamente non ho avuto un sommalanno grave, oddio, gravi ci sono sempre. Ma lei è uno di un milione di persone in Italia a 90 anni, non è raro, non è una cosa rara. Diciamo, l'udito, Sì, vabbè, la polmonite, il principio di polmonite, soprattutto per tempo che risolve. I miei malanni l'ho avuto anche io, io cerco di uguagliare diciamo, i limiti di mia madre. Domanda di Antonio. Antonio? Grazie. Volevo chiedere cosa pensa dell'impiego dell'intelligenza artificiale nella ricerca e più in medicina. Allora, guardi, in generale ne penso malissimo. Io sono stato oggetto di intelligenza artificiale in maniera negativa. So se vedete, chi guarda i social vede Garattini, Bassetti che fanno pubblicità per cose di cui non hanno mai fatto pubblicità. Pensate se Putin
con l'intelligenza artificiale Putin dichiara stasera che ha mandato un missile atomico su Roma. Potrebbe essere, benissimo. Questa è l'intelligenza artificiale. Detto questo, capisce che tutto il resto va, perché appunto io per esempio ho dovuto andare alla polizia per dire che appunto c'era una mia foto che aveva una botta qui che dicevo io, proprio lo dicevo io, che ero stato picchiato perché perché ero contro una medicina, tutta una storia che non aveva nessun senso. Ma c'è Garattini continuamente adesso che è fuori con l'intelligenza artificiale. Detto questo, che è una cosa molto negativa, che forse è negativa in generale, che non so come si può diciamo superare questo problema che è grave, perché non so dove andremo a finire così con i media, con i social che possono mettere queste cose. Certamente può essere molto utile, per esempio io ho provato su di me, ho messo su Umberto Tirelli, oncologo, in un secondo è venuto fuori tutto ed era la mia storia, c'erano qualche errore, c'erano degli errori, diceva che ero nato a Venezia, vabbè, ho detto bene, però tutto il resto era tutto giusto. E può essere di aiuto. Può essere di aiuto, soprattutto per esempio adesso portiamo in giro tutte le nostre cartelle, tutto quello sarà superato dal fatto che dopodiché tu chiedi, metti Umberto Tirelli, viene fuori tutta la mia storia. Anche questo può avere dei rischi. Certamente nella ricerca può essere utile perché mette insieme in un attimo tutti i dati che hai su una ricerca che nel mondo si fa e che ci metteresti troppo tempo, molto tempo a mettere insieme. Invece lì, tac, lo metti e viene fuori tutto, quindi tu puoi aggiungere qualcosa, cioè c'è una possibilità enormemente superiore, però il rischio che ho detto all'inizio, secondo me è la cosa che più mi fa paura, perché ho visto esperienza, poi vedo i miei colleghi, appunto Garattini, Bassetti, continuamente sui social vengono usati con l'intelligenza artificiale a dire delle cose che loro non hanno mai detto, e penso che se lo fa Putin o lo fa chiunque politico cosa può succedere. Non so se abbiamo l'idea di questo, no? Perché prima che la gente pensa che è un falso ci mette quel tempo che ormai per rispondere. Viene molto pubblicizzata questa intelligenza artificiale, ma non viene mai sottolineata che poi deve essere verificata dall'essere umano. Certo. Abbiamo provato a inserirla in alcuni pronto soccorsi mettendo dentro i dati di laboratorio i sintomi del paziente. La nostra opera andava agli studenti. È andato? Agli studenti, non certamente. Sì, può essere utile comunque, può essere utile a questo aspetto, ma però va perfezionata. Certamente la tecnica migliorerà molto, però ci sono gli effetti collaterali. Bene. Allora, prima di salutare e ringraziare il relatore, vi faccio vedere gli appuntamenti che abbiamo, alcuni già fatti. Giovedì 7 novembre Francesco Cordevole, 8 dicembre concerto col coro Gino Fant, 2 febbraio un evento in Duomo sui Santi, 30 aprile concerto musicale a Maiano con Ungo e Franca. Giovedì 22 maggio abbiamo Regino Pozzo che parlerà di industria. Giovedì 5 giugno incontro con Angelo Floramo. In corso di trattativa e di messa a punto sulla data c'è l'incontro con Luciano Zanelli e Massimiliano Fedriga su Porto Vecchio di Trieste e sulla Friuli Venezia Giulia, sviluppo o non sviluppo. L'11 aprile ho messo senza avvertire il relatore e sui linguaggi non parlati, che anche lì dobbiamo vedere, sarà in chiesa a Sant'Antonio Abate a San Daniele. Dovremmo avere un incontro sullo sport, sullo significato dello sport. Infatti una delle domande che volevo fare a lui era se ancora oggi il calcio è uno sport da raccomandare ai giovani. E poi il meeting sulla fine vita, e tutte queste date sono ancora da decidere. Insomma. Poi noi siamo 32 soci, abbiamo tutta una serie di service, questi sono quelli storici. Il prossimo, la foto non rende bene quello che sarà, dovrebbe essere
una statua di 4 metri di altezza, il basamento 1 metro, che viene nella rotonda fra San Daniele, Ragogna e Losovana. Cioè, è solo una prima bozza che riporta la Guarneriana, cioè i quadri sono della Guarneriana. E questo grazie a un socio onorario, che in questo caso è anche onerario, perché insomma, l'impegno economico è notevole. Quindi ringraziamo Umberto. È stato un piacere, spero che sia stata utile, che sia utile per qualcuno che casomai pensi alle cose importanti che per la nostra salute, ecco, in generale. Ecco, poi c'è il Viloncino Web, di sulla Guarneriana, che mi ha fatto fare tanti anni fa. Poi naturalmente c'è un libro di un socio onorario e non onerario, perché Angelo Floremo, e è una cosa che venire a San Daniele non si può non andare col prosciutto. Grazie ancora. Grazie. Grazie dell'invito per una conferenza decisamente interessante. E c'è la Grazie. signora vado io.